Caro Governatore, officer presenti e passati, gentili signore, cari amici Lions, io ringrazio il Governatore Avvocato Sciammessa per avermi invitato a trattare un tema che in verità mi sta molto a cuore e desidero, prima di iniziare, congratularmi con il Governatore per l'ottimo rapporto, non era una relazione, era un rapporto estremamente interessante che ho seguito con gioia, che mi ha riportato indietro allorquanto all'entusiasmo del Governatore si univa la chiarezza, estrema chiarezza, di quanto un distretto possa e debba fare, di come un governatore possa aiutare i singoli club. Mi congratulo anche con Domenico Messina, veramente degno di fare il presidente internazionale, sapete, bisogna tirarlo su. Fategli un applauso a Domenico Messina, su da bravi, che se lo merita. Poi sono i delegati che devono decidere, per carità. Domenico è stato, come sempre, chiaro, dettagliato, preciso, e con Salvatore Giacona, che ha fatto una bellissima storia del nostro passato, dal distretto, dal primo club al distretto unico, alla prima divisione nei 5 distretti, è quello che sta accadendo oggi. Bene, io desidero non seguire il filone che questi tre illustri officer della situazione hanno seguito. In loro c'era ottimismo, c'è stato ottimismo, c'è stato entusiasmo, c'è stato certezza non attaccabile su determinate strutture, organizzazioni e percorsi di clubs, distretti, multidistretti, eccetera. E allora lasciate che io vi legga, perché le ho scritte, cosa che non faccio quasi mai, questi possibili scenari nel futuro di Lions Club International. Chris Coffin, 57esimo presidente internazionale, a Miami in Florida, dopo aver giurato, annunciava ai quando partecipavano alla l'associazione, dopo più di mezzo secolo, aveva raggiunto il 1.000.000° socio e che il suo logo sarebbe stato, come presidente, lo fu, 1 million man serving mankind, cioè 1 milione di persone che servivano l'umanità. Fu un'esplosione di applausi interminabili e grida di gioia perché faceva intravedere l'annunzio di Chris Coffin i 2 milioni nel successivo mezzo secolo. Quel giorno era il 27 giugno del 1973, io mi trovavo lì, ero direttore internazionale e dunque ne sono testimone ancora viventi. Dopo 22 anni il 78esimo presidente, che poi è l'unico italiano ad aver avuto tanto privilegio, nel suo discorso conclusivo a Seul in Corea annunciava con gioia che lo stato della membership aveva raggiunto quota 1.420.000 soci in 165 paesi, e questo era un indice certo che a compimento del centenario dell'associazione si sarebbero raggiunti i 2 milioni tutti auspicati, con tanti altri paesi a dare il benvenuto all'associazione, tanti Lions in a servire i meno fortunati, dando solidarietà ai bisognosi. Quel giorno era il 5 luglio del 1995.
Da quel giorno un aumento continuo di paesi, oggi abbiamo 212 paesi in cui ci sono dei Lions Clubs e abbiamo 48.482 clubs, per la certezza iniziale che a Chicago, per il centenario della nascita di Lions International, dunque nel 2017, il 2 milionesimo socio, così come previsto ed augurato, non accade. Nell'ultimo quarto di secolo si è raggiunta quota 1.460.000 soci, per poi precipitare agli attuali 1.460.000, per poi precipitare agli attuali 1.354.427 del giugno scorso, che ha visto una perdita di 68.600 il doppio milione cerca di fare per arginare l'acqua bassa e rinvigorire le aree in cui il fenomeno è più manifesto, avendo oggi, dopo la deliberazione alla convention di Milano, la nostra del 2019, un'area costituzionale in più, l'Africa, che da me voluta peraltro fin dal 1941. Posso avere la prima slide? Ci sono delle slide. Posso avere la prima slide? Mi sente il tecnico? La prima slide c'è? L'avete la prima slide? Sì, credo. Ecco, queste sono le aree costituzionali. Io da qui non la vedo bene. Le aree costituzionali dell'associazione ora sono 8. La prima è gli Stati Uniti, il secondo è il Canada, terzo è l'America e sono nell'ordine di affiliazione all'associazione. La quarta area è l'Europa, la nostra, la quinta è l'Asia, la sesta è il Medio Oriente, la settima è l'Australia e Nuova Zelanda e l'ottava è l'Africa. Dai numeri che vi ho dato, prego la successiva slide, dai numeri che vi ho dato se ne deriva che vi è una crisi non catastrofica, grazie alle aree costituzionali. Se avete la prossima slide con i numeri, se vi fate segno con le mani, mi fate così, se vedete la slide seconda con i numeri dei club nelle aree costituzionali, la vedete o no? Sì o no? Comunque se non la vedete avete la successiva? Comunque la crisi, dicevo, non è catastrofica grazie alle aree costituzionali 5 e 6, sarebbe l'Asia e il Medio Oriente, che continuano a crescere, e stand-by di Australia e Sud America, che sono sempre sugli stessi numeri almeno, mentre tutte le altre aree sono in perdita netta, aumentando invece i clubs, che c'è ancora la successiva, ma a me non pare che le slide stiano comparendo, non le vedo.
aumentano i clubs con una media però di permanenza di ciascun socio in associazione, i nuovi soci dentro, con i membri di 1,6 anni, 1 anno e mezzo. In Europa in 10 anni continuo a non vedere le slide. Adesso io vorrei la slide con il numero di club del 2020 e 2010. Comunque, quando la vedrete questa slide, magari un anno, qualcosa di più, potrete notare che le perdite maggiori di club le abbiamo negli Stati Uniti, le abbiamo in Europa e le abbiamo in Canada, solo che nel 2010, dunque 10 anni fa, avevamo 45.967 clubs, oggi ne abbiamo 48.890, ma se si vanno a guardare i numeri dei soci ci si accorge che siamo passati nello stesso decennio in perdita da 1.383.989 a 1.342.901 e a perdere soci sono essenzialmente gli Stati Uniti, che ne hanno perduti 81.518, il Canada con meno 5.322, l'Europa che ne ha perduto 32.010, mentre riusciamo a bilanciare grazie all'Asia, dove ci sono più 36.000 soci, e al Medio Oriente, dove addirittura ci sono più 86.000 soci circa. Tutto questo ha un riverbero, ha avuto un riverbero anche da noi, anche nel nostro distretto, nel quale c'è stata una decrescita da 5.000 soci agli attuali, mentre invece abbiamo aumentato i clubs, che sono arrivati a 114, il che significa praticamente che è un numero di clubs che in qualsiasi altra parte del mondo fa sì che ci siano 3 distretti e un multidistretto. Vabbè. Questi dati ed accadimenti creano un problema e di conseguenza è necessario vedere e cercare di mettere in atto soluzioni idonee. Gli errori commessi dell'associazione sono tanti. Da circa 20 anni è venuto meno quel rapporto, ne accennava Giacona, che è instaurato attraverso i rappresentanti dell'associazione, da noi Osman, Alfman, in ogni paese c'era un rappresentante in ogni area costituzionale, un rappresentante che si occupava veramente della vitalità e della vita dei club. E questi errori sono stati purtroppo perpetrati, tutte le segreterie di area, tranne quelle dell'Asia e del Medio Oriente, sono state tolte. I club sono disattesi nelle loro richieste, i governatori distrettuali sono stati scippati dalle loro prerogative
perché ora c'è una pletora di nuove cariche che avrebbero dovuto risolvere le situazioni di negatività che avevamo avuto. I Lions sono soprattutto, nonostante la tecnologia di oggi, sono disinformati. E sono disinformati perché i clubs, mi rivolgo a Domenico che si occupa di clubs, non sono più quelli di una volta nei quali il presidente che faceva era quella di leggere le notizie che pervenivano ai club dalla sede centrale e dai governatorati. Oggi si siede, si fanno preghiere, inni nazionali, canti, balli, tutto quello che volete voi, protocollarmente impeccabile, ma quando andiamo alla polpa ce n'è pochina, per cui vediamo che molti club chiudono, aprono, si riducono a pochissime persone, non sono più i club di una volta nei quali per entrare si doveva quasi fare una lista di attesa, tanta attenta era la selezione che si faceva, perché si volevano avere delle personalità, se non proprio dei personaggi, e non delle persone, come ahimè accade da un certo tempo nel mondo, non è un problema nostro italiano. Da tutto ciò che cosa ne deriva? Che nella proiezione futura non c'è molto da essere ottimismi se le cose continuano ad andare come sono oggi. Oggi abbiamo una pletora enorme di comitati, di funzioni, di responsabili, di punti di riferimento che sono stati creati per facilitare la vita, ma l'hanno complicata. La linea rossa una volta era il presidente internazionale, il governatore, il club, era molto, molto diretto. Oggi ci sono tanti di quei passaggi per cui al club alla fine arriva ben poco, e quello che arriva non è sempre proprio oro colato, anzi ci sono molte iniziative, molte che sono distorsive di quelli che sono gli scopi del laironismo, ma nessuno dice nulla perché il concetto è purché facciano qualcosa va bene tutto, e allora è necessario darsi una aggiustata. E comincio dall'alto. Voi sapete che c'è un board internazionale, il board dei direttori. Messina è stato direttore e lo sa, ma lo sappiamo tutti, no? Questo board è composto da 35 direttori internazionali e 5 officer, cioè da 40 persone, più i nominati, gli appointee, che in genere sono una decina, per cui si giunge facilmente a 50 persone che si riuniscono, prima in comitati, poi in sedute comune, e poiché ciascuno deve dimostrare che è utile, ma non lo è, ogni comitato porta per ogni board qualche cambiamento, per cui se si va a guardare la Board Policy Manual, cioè la normativa che regola Lions Club International, e si guarda quella di 20 anni fa e quella di oggi, è completamente cambiata. Ma è cambiata perché ogni anno si cambia qualche piccola cosa, da una virgola a intere frasi eliminate o immesse. Allora la prima cosa da fare è quella di ridurre il numero dei direttori internazionali da 35 a 21. Perché 21? Dando 2 direttori per ogni area costituzionale più i 5 officer. Queste 21 persone verrebbero elette alla convention internazionale. Ridurre il numero degli appointee, cioè quelli che il presidente nomina come persone che possono aiutare
ovviamente non hanno voto se non in commissione, ridurre questo numero a 7, ma soprattutto limitare a 5 anni la rinomina, per evitare che qualcuno tra di noi è stato lì dentro per secoli, qualcuno c'è ancora, con 2 direttori per 5 anni, e eventualmente dopo 5 anni di stare fuori dal voto può essere rinominato. Creare un consiglio internazionale di area costituzionale. Le aree costituzionali, la nostra area costituzionale, per esempio, c'è una slide che si potesse presentare, è intitolata Area Costituzionale Quarta Europa. Noi abbiamo attualmente 9.312 clubs e abbiamo 237.558 soci. Abbiamo perduto sia club, 303 nel decennio, sia soci, 32.000. Ma siamo un'area costituzionale con 32 paesi di grande importanza, perché c'è la Francia, c'è la Spagna, c'è la Germania, c'è l'Italia, ci sono United Kingdom, l'Inghilterra. Abbiamo anche una nazione che non è europea, è la Turchia, ma fin dal 1962 volle venire con l'Europa, fu consentito questo, non so quanto sia stato giusto, o comunque l'abbiamo. È una delle aree costituzionali più complicate, quella dell'Europa. Ma ciascuna area costituzionale che ha un proprio forum è semplicemente un'espressione geografica. La valenza dell'area costituzionale è sarebbe determinata dal numero dei direttori che ha nel board. Attualmente l'Europa ne ha 6. Non hanno mai, e lo dico con responsabilità, fatto l'interesse vero dell'Europa se non una sola volta. Quando si è riusciti ad eleggere l'avuto nominato per il Presidente, lì un certo gioco si è fatto. Per il resto noi facciamo il nostro forum, tiriamo fuori normative, cioè tutta roba della quale l'associazione non si interessa manco per niente, e non siamo riconosciuti, così come le altre aree, per i valori che abbiamo e per quello che possiamo dare all'associazione. E soprattutto non abbiamo autonomia, cioè ciascuna area costituzionale non è autonoma, ma è semplicemente un'area geografica alla quale viene dato il permesso di avere un forum nel quale si parla di tutte le cose più strane del mondo. Ci sono anche delle relazioni interessanti, ma non sono mai nati progetti che poi l'associazione abbia preso in considerazione e abbia portato a termine. E allora questa riduzione a 2 direttori per area costituzionale potrebbe fare sì che si evitasse che costoro debbano essere in funzione del numero dei soci. Ne avrebbero 2 gli Stati Uniti, 2 l'Europa, ma anche 2 l'Africa, che ha appena 31.450 soci. Ma sarebbe una giusta paritarietà, che peraltro c'è nel Senato degli Stati Uniti, come voi sapete. Lì ci sono 100 senatori, 2 per ogni Stato, e ogni Stato è diverso per abitanti, per tradizioni, eccetera. Allora, creando questo Consiglio internazionale di area costituzionale, si riesce a dare una autonomia all'area costituzionale, e questo Consiglio sarebbe composto da un rappresentante di ogni multidistretto o distretto singolo e presieduto dal Presidente del Forum dell'area, dunque cambia ogni anno. A questo Consiglio aspetterebbe di interpretare le istanze di quell'area costituzionale e mettere in luce la diversità, le possibilità di dare servizi, diversità che sono logiche.
ciò che hanno bisogno, l'azione di sussidiarietà e solidarietà di cui parlava giustamente il governatore, nello Iowa è diverso da quello che c'è in Sicilia, così come quello che c'è a Berlino in Germania è diverso da quell'altro che c'è a Dubai oppure a Sydney. Ridurre a non più di 7 il numero di distretti di ciascun multidistretto. Noi siamo una sezione, 17 distretti, siamo i più alti, va bene. E il multidistretto, vero Giacomo, è ingovernabile, e il governatore Sciammessa l'avrà notato, ciascuno ha le proprie idee, qualcuno riesce a rinunciare alle proprie per adeguarsi, ma normalmente una sorta di blablologia che non porta a conclusione se non rarissime volte. Qualche volta ci si arriva, ma non si può governare un multidistretto di 17 distretti. Ridurre a non più di 50 i clubs di un distretto singolo, oppure di un nostro distretto abbiamo 114 clubs. Io ho grande rispetto per chi assume la carica di governatore, perché è una fatica immane ed è impossibile soprattutto avere quel rapporto che una volta il governatore aveva con ciascun club. 50 club sono già tanti ed è il numero massimo che si dovrebbe statuire. Abolire la posizione di presidente di circoscrizione è inutile a sé e agli altri. È inutile perché con 3 vicegovernatori un distretto, qualunque sia il numero dei club, non capisco perché debba avere i presidenti di circoscrizione tra i vicegovernatori e i delegati di zona. Tanto il delegato di zona ha una sua funzione statutaria nello statuto internazionale, il presidente di circoscrizione tra l'altro si può o non utilizzare, e la divisione per circoscrizione servirà forse per motivi politici, ma non è mai servita per motivi di funzionalità dell'associazione. E ancora, ogni zona deve essere costituita da un minimo di 5 ed un massimo di 10 club. Appunto, eliminando le circoscrizioni, questo diventa assolutamente giusto. E qui andiamo a un punto dove per alcuni distretti. Il gabinetto distrettuale non deve avere più di 90 componenti, inclusi gli aventi diritti costituzionali, cioè sono i delegati di zona che sono citati come membri del Consiglio di Gabinetto, perché altrimenti diventano comizi e non consigli. Consentire, questo è importante, la riconferma per un successivo anno al presidente di club, massimo una sola volta. Tante volte sarebbe stato opportuno lasciare il presidente che c'è in un club o ve lo voglia fare, e dunque anche altre organizzazioni fanno questo, dunque non è una novità in assoluto, per noi sarebbe una novità. Abolire la posizione di secondo, state attenti e Cirillo, abolire la posizione di secondo e terzo vicegovernatore e creare per la elezione a governatore il ticket governatore e vicegovernatore, con diritto a quest'ultimo vicegovernatore a presentarsi nella stessa maniera l'anno successivo, scegliendo il suo vicegovernatore e così a seguire. È quello che accade negli Stati Uniti per nominare il signor Presidente degli Stati Uniti, che non è proprio il sindaco di propria Cannuccia. C'è il ticket, si presenta un presidente candidato e un vicepresidente. E questo, se noi lo facessimo, facendo sì che il vice governatore l'anno successivo possa scegliere il suo, avere un ticket, faciliterebbe le cose, perché avremmo un solo vicegovernatore, ma quel vicegovernatore automaticamente diverrebbe governatore e ci sarebbe
la possibilità che la leadership possa adeguatamente scegliere chi debba succedere loro per avere una unità di azione e non far sì che ogni anno è una novità che ciascuno tenta di scoprire nella prima riunione di gabinetto. Stimolare i club a selezionare i nuovi soci che debbono ciascuno avere una posizione nella comunità che consenta loro di essere a questa utile attraverso le iniziative e servizi dei club. Siamo chiari, governatore, cari amici. Se voi prendete, io ho la raccolta degli annuali naturalmente dal 1962, a parte che prima era così e adesso è diventata così, a parte il numero 3, se si scorrono quanti sono inseriti come soci dei vari club, ci si accorge che una volta c'erano personaggi o personalità in tutti i club, nessuno escluso. Oggi, con tutto il rispetto per tutti quanti voi e per me stesso, ci siamo persone, perché abbiamo aperto le porte pur di fare nuovi club e nuovi soci, cosa che non si è poi dimostrata la migliore per lo stato in cui ci troviamo. Dobbiamo ridare la possibilità di avere che cosa? Quelle persone che sono utili alla comunità. Noi non abbiamo bisogno di un socio in più, abbiamo bisogno di qualcuno che sia come eravamo. Io ricordo il club di Enna, in cui c'era l'intendente di finanza, c'era il vice prefetto vicario che era sempre, che poi è diventato tante volte prefetto e tornava. Avevamo il comandante dei carabinieri, il comandante della guardia di finanza, il presidente dell'ospedale, il direttore dell'INPS, che anche loro erano tutte persone che potevano dare suggerimenti perché conoscevano la location, cioè il comune, l'area, e dunque dicevano: guardate che questa cosa qui non si può fare, oppure facciamola e io do il mio sostegno, che non è il sostegno del signor Talletale, è il sostegno che dava il direttore dell'ufficio delle finanze, il sostegno che dava il grande avvocato, il grande professore, eravamo tutti i presidi degli istituti scolastici superiori di Enna. Ecco, questo l'abbiamo abbandonato. Adesso prendiamo delle ottime, belle persone, per carità, nulla da dire, ma non hanno niente da dare. E tra l'altro c'è anche nei Lions un problema, che contribuire attraverso la fondazione o altro. Non posso io dare agli altri se non ho quello che basta a me. È un particolare triste, ma che bisogna considerare, perché dobbiamo ristabilire, ne ha parlato il governatore Sciammetta, dobbiamo ristabilire la dignità e il recupero della identità, governatore, lei ha detto, in armonia naturalmente, ed evitare lo scollamento che oggi c'è tra i club e le istituzioni. E adesso un passo molto importante: dare a ciascun club un voto anche elettronico su ogni argomento distrettuale, multidistrettuale, di area ed internazionale che comporti emendamenti statutari o creazioni di innovativi servizi. Oggi la tecnica consente questo. Vedete che anche negli stati ormai si va a votare per via elettronica, ma il voto lo deve dare il club. Perché il club? Perché il club si riunisce, discute su quello che è stato proposto da approvare, se è d'accordo dice sì, se non è d'accordo dice no. Posto che i 46.000 i 46.000 o 48.000 clubs non mandano i propri delegati, e dunque per poter esprimere un voto a tutte le varie manifestazioni dove queste cose sono in argomento, li manderanno al congresso distrettuale, un po' al multidistrettuale, ma non vanno ai forum europei, non vanno alle convention. Se voi pensate
per esempio, che un terzo vicepresidente, come a Milano, l'ultimo, è stato eletto con appena 3.000 voti, in rappresentanza di 46.000 clubs, il che francamente è antidemocratico, assurdo, ma soprattutto si toglie il privilegio al club, privilegio che ha come azionista. E poi creare piena autonomia della fondazione, della LCIF, il cui legame con Lions Club International deve essere la presidenza data automaticamente all'immediato presidente internazionale. Questo è molto importante. La fondazione è una corporazione, è iscritta in un albo particolare nei registri dello Stato dell'Illinois. Non può continuare a essere diretta, amministrata da persone che fanno un doppio lavoro, sono membri del consiglio di amministrazione del Lions e poi membri del consiglio di amministrazione della LCIF. Ci sono conflitti di competenza che peraltro sono stati sollevati dallo Stato dell'Illinois, ma è necessario che sia il braccio operativo di Lions Club International, ma non è Lions Club International, né noi siamo come Lions Club International la fondazione. Come vedete, si tratta di una riforma multicentrica, che mira ad avere Lions capaci, esperti in ciascun settore da loro rappresentato, che possono trovare nel club una sede dove poter mettere a disposizione della comunità le loro esperienze di vita sociale. È quello che devono fare. Donare, direbbe Ignazio de Loyola, con discernimento, non donare solo per dire voglio fare una cosa impossibile. E allora per far questo bisogna rinforzare la credibilità del club in ogni sua locazione ambientale. Noi abbiamo perduto molto credito, cari amici, perché prima nei club si faceva la fila, anche le autorità soprattutto, per venire a partecipare. Adesso per avere un pezzo di assessore di una qualunque cosa ci vuole la domanda in casa bollata. Qualche volta riusciamo ad avere qualcuno importante, il quale sta lì, si annoia regolarmente, dice le cose che deve dire, dopodiché dimentica. Non siamo più presenti nei mass media, intendo dire i giornali, carta stampata, nelle televisioni, nelle radio, si parla quasi niente di noi. Mi si dice che tutto avviene su Facebook, che naturalmente io non vado a vedere perché è una cosa estremamente pericolosa, vi dico, se ne sta accorgendo Trump. Dunque non sono cose da vedere. Sono i canali di comunicazione normali nei quali non esistiamo perché abbiamo perduto credito, nonostante che per esempio mi congratulo per questo, in occasione di questa pandemia le italiane hanno fatto dei grandi sacrifici e il Multidistenza ha potuto donare 6 milioni rotti, superiore alla raccolta che ha fatto il Corriere della Sera in favore degli accolti. Dunque, dicevo, rinforzare la credibilità del club in ogni sua locazione ambientale, perché è il club, se il club non ha credito è inesistente e non fa nulla. Snellire l'associazione diminuendo i costi e rendendola più gradevole sia ai soci che alla comunità, dare autonomia gestionale, come ha già detto, alle 8 aree costituzionali attraverso i singoli forum. I forum devono essere come una confederazione, avere la loro autonomia e poi ovviamente andare al vertice che è il board dei direttori. Ridimensionare distretti e multidistretti e rendere più effettiva e meno faticoso il servizio dei governatori. Io ho tanti governatori anche da altre parti del mondo che mi dicono che non ce la fanno, che non riescono a fare
a visitare i club, e soprattutto è in basso lusso che si va in un club e si arriva con un codazzo enorme. Una volta il governatore andava accompagnato dal segretario, punto e stop. Dialogava col club, gli raccontava tutto ciò che era giusto che il club sapesse, e si stabiliva un rapporto che era veramente molto fruttuoso. Dare ai club, finisco, la loro giusta valenza, perché sono azionisti dell'associazione. Questa valenza per renderla più attraente e soprattutto più credibile, ridando il valore internazionale che ha avuto nel passato, quando c'era quello che si chiamava sovranismo elitario. Non l'hanno inventato adesso i politici. La nostra associazione nasce all'ombra del sovranismo elitario, cioè c'è un'elite eletta naturalmente, che assume responsabilità e che ha un corso filo rosso, ve lo dicevo poco fa, presidente, governatore, delegato di zona club, che era efficiente perché era percorribile senza che ci fossero intoppi, evitando così, io dico, il populismo regnante che sta uccidendo l'associazione. Bene, signor governatore, io ho finito, sono stato lungo, lo so, e le slide non si sono viste tutte quante. Mi spiace perché erano interessanti, li manderemo agli altri. Preciso, signor governatore, che io non vedrò quasi nulla di tutto quello che ho detto, ma profetizzarlo, come oggi ho fatto, era dopo ed è dopo, e non farlo sarebbe stato, grazie all'offerta che lei governatore ha fatto con gli stati generali, non farlo sarebbe stato un atto di omissione, che con una certa esperienza che mi ritrovo e un'età anche anagrafica, diventa non colpa, avvocato Sciammesso, ma dolo, del quale non voglio affatto esserne colpevole. Vi ringrazio e Dio benedica l'associazione.